Cheddu, Buongiorno, buongiorno. noi ci conosciamo, ci siamo visti al convegno di Roma, Perfetto, è vero, è vero. è Ma vero. io innanzitutto vorrei esprimere tutta la mia solidarietà a Liberazione per questo momento di grandissima sofferenza che questo giornale sta vivendo. E questa è sofferenza anche per tutti noi, nel senso che era uno strumento di comunicazione straordinario, direi pure una voce unica, fedele, che riportasse un po' le battaglie e la voglia di liberazione anche per noi sardi, quindi io mi auguro che tutto si risolva nel migliore dei modi. Voglia di liberazione per noi, nel senso che a differenza degli altri italiani che hanno conosciuto la liberazione, noi sardi non l'abbiamo ancora conosciuta. Qui continua questo clima assolutamente di guerra nel nostro territorio che miete vittime in modo assolutamente indisturbato. Quindi a me dispiace doverlo dire, ma il livello di scontro fra noi sardi, quindi un popolo e uno Stato, che è uno Stato che si sta manifestando particolarmente feroce, diciamo che questo scontro si sta innalzando. In una situazione come questa di grave aggressione proprio militare al nostro territorio, cioè non cenna praticamente questo processo ad allentarsi, anzi adesso si è inserito anche un altro aspetto della militarizzazione, che è il tentativo di installare lungo le nostre coste una quindicina di radar, fra cui alcuni sono radar della Guardia di Finanza, che non ci lasciano assolutamente dormire sonni tranquilli. Per cui anche il problema dei radar, contrariamente a quello che vogliono farci credere, perché dovrebbero essere nati per effettuare un controllo sul Mediterraneo, controllo fra l'altro teso a limitare e condizionare eventuali migrazioni di persone disperate, di popoli disperati che hanno vissuto anche le primavere arabe e che qualcuno cerca di scappare per raggiungere l'Europa, tenendo conto che in Sardegna fra l'altro non è vero che si registra alcuna alta concentrazione di magrebini, perché non è vero, è un luogo di passaggio la Sardegna, a me dispiace pure questo dato. Tuttavia investire milioni e milioni per installare radar che creano dei campi elettromagnetici che, se in prova contraria, ledono la salute dell'ambiente e delle popolazioni, mi sembra una misura davvero eccessiva. Tra l'altro ho letto, scusa adesso stiamo un po' dialogando, però leggendo anche tutto quello che hanno scritto a favore dei radar, e cioè che questi consentirebbero in tempo reale di individuare un canotto, che potrebbe essere il canotto di mio zio che ha pesca, individuare il canotto con sospetti magrebini a 50 km dalla costa, passare l'informazione immediatamente alla Guardia di Finanza, che così può intervenire via mare e via aerea. Scusate, mi sembra davvero una grande beffa, quindi non è assolutamente credibile. Tra l'altro un problema che si pone è anche come giustificare il radar in tutto il resto della Sardegna, nonché al nord, per cui noi abbiamo anche pensato che non ci siano delle minacce di nuove invasioni da parte dei catalani o di altri che magari vogliono invadere la Sardegna e noi siamo all'oscuro. Questa domanda io l'ho fatta anche al nostro presidente della regione Cappellacci, che insomma a noi è dovuto sapere, conoscere, se per caso lui dovesse avere delle informazioni diverse. Sto ironizzando ovviamente, perché tutto è paradossale e anche il problema dei radar va inserito in questo contesto. Noi stiamo vivendo un dramma pazzesco, che è un dramma di un progetto molto ampio che è previsto per la Sardegna e che è un progetto che deve vederla assolutamente desertificata, e quindi devono sparire le sue popolazioni. Siamo anche considerati quattro gatti perché non abbiamo peso politico, essendo 1650 sardi in tutto il territorio. Chiedo scusa, 1.600.000, 1.670.000, qualcosa del genere.
e per cui non avremo peso politico, per cui se ci spazzolano via facciamo anche un grosso piacere. I progetti che stanno passando per la Sardegna sono quelli di una fortissima militarizzazione e poi deve anche diventare un'area fruibile per i grossi business che si stanno prospettando. Parlo di operazioni tipo il Galsi, che è un progetto allucinante. Molti ancora non hanno studiato a fondo il progetto e quindi hanno delle titubanze, però abbiamo il... Che cos'è questo progetto? Prego? Che cos'è il progetto Galsi? Il progetto Galsi è la promessa del metano che dovrebbe partire dall'Algeria diretto verso il nord Italia e l'Europa. La Sardegna risulta nel progetto una servitù di passaggio per definizione. Quindi questo è un tubo di 1,20 m che andrà a sbancare questo gasdotto che parte dall'Algeria, scende praticamente a una profondità di 2800 metri, quindi è tutta una storia di grandi record. Dopodiché riaffiora in una delle coste più belle della nostra isola, dopodiché sbancherà tutta la Sardegna per 272 km. Questo tubo dorsale che distruggerà siti ambientali che sono protetti dalla stessa normativa europea, distruggerà il grosso patrimonio archeologico della Sardegna che è ancora nel sottosuolo, sbancherà circa 430 corsi d'acqua e quindi solo il disastro idrogeologico cui si prepara la nostra terra è davvero impressionante. Poi il dato di fatto è che la leadership della Sonatrach algerina che gestisce il metano ha dichiarato apertamente alla stampa che l'Algeria in questi ultimi anni sta facendo un consumo elevatissimo di metano sia per uso industriale che per uso domestico, per cui le risorse sono decisamente limitate e che con tutta probabilità non riusciranno a onorare gli impegni presi a livello internazionale. Questo vuol dire che in Sardegna si continua a insistere su questa grande opera inutile come la TAV, come il ponte di Messina, che in definitiva distruggerà tutto, non si darà il gas ai sardi perché anche cioè la Galsi ha detto chiaramente che noi dobbiamo fare le battaglie, questo è stato detto a me in quanto consigliere regionale nel corso di una telefonata dove mi dicevano che condividevano anche le mie battaglie, che però dovevo puntarle verso l'obiettivo giusto, quindi era la controparte che mi dava indicazioni su in che direzione portare le mie battaglie, cioè che avrei dovuto battagliare contro la regione Sardegna per far tirar fuori i fondi, i soldi, i finanziamenti per creare poi migliaia di chilometri di rete per servire i nostri paesi, vuol dire che non ce lo danno. Un tubo unidirezionale che attraversa la Sardegna e porterebbe il metano praticamente al nord Italia e all'Europa, ma in caso di chiusura del rubinetto del gas da parte dell'Algeria la Sardegna non verrebbe fornito al contrario dall'Italia, in quanto la struttura è unidirezionale. Su questo discorso ci sono posizioni anche molto diverse perché è mancata un'informazione di base e torniamo al punto di prima, noi siamo fortemente penalizzati da una informazione ufficiale drogata che fa passare la militarizzazione da noi come grande progresso, che fa passare il fatto che i decessi tra i sardi e l'altissima incidenza di tumori e di patologie anche molto specifiche come i linfomi e le leucemie che sarebbero dovuti al fatto che il nostro è un popolo geneticamente ammalato. Ma questo voi mi insegnate, per quello che dice la stampa mondiale, che il popolo sardo è un esempio di longevità, chiaramente esempio di longevità nelle aree dove non esiste alcun tasso di inquinamento. Quindi noi purtroppo abbiamo una condanna pesantissima, una condanna a morte pesantissima, tra l'altro lo stesso problema occupazionale che ci penalizza e che porta i nostri giovani a seguire anche vie militari, di carriere militari, adesso li abbiamo assolutamente in guerra come i nostri giovani della Brigata Sassari che sono in guerra in Afghanistan e purtroppo sono costretti a partire perché da noi manca ogni forma di speranza e di alternativa per l'occupazione. Quindi abbiamo il problema della comunicazione che è un problema enorme.
e abbiamo un problema di trasparenza all'interno delle istituzioni, perché nessuno sa che cosa sta avvenendo, per dire, all'interno della stessa commissione paritetica che si deve occupare della militarizzazione nel territorio, per cui è una commissione in parte fantasma, magari sta facendo lavori straordinari ma nessuno è dato a sapere. Vorrei anche denunciare il fatto che 9 mesi fa è deceduto un commissario della commissione e che nonostante le insistenze a tutt'oggi non è stato surrogato, quindi anche questo un po' la dice lunga. Io chiudo qui perché ho paura di essere stata molto lunga e vi chiedo scusa, comunque auguri per le vostre battaglie che sono anche le nostre. Buona giornata. Grazie, grazie. E Chechino, vorrei farti sentire l'unico sindacato che da sempre